Benoît. Benoît. Badiachil. Badiachil. Benoît Badiachil. Benoît. So in English, Benoît. Stessa cosa. Badiachil. Badiachil. Benoît Badiachil. E parliamone a questo punto, perché si stanno rinforzando le voci su questo difensore centrale del Chelsea, che insomma ci sono un po' di preoccupazioni per quanto riguarda gli infortuni, ma non è tanto quello. Volevo soffermarmi su altre cose perché ho fatto una ricerca. Cominciamo. Allora, si muove un po' il calciomercato. Ieri su Calcio Fluido abbiamo parlato della roba della nazionale e adesso è stato confermato Mancini con Ranieri proprio a largo ai giovani, perché poi Ranieri proprio così dovrebbe rientrare. L'unica cosa che mi interessa è che forse possiamo rivedere Lele Oriali. È l'unica cosa, la bellezza di Lele Oriali. Per il resto mi sembra tutto molto avvilente e sto cominciando a conoscere Malagò. Io, avete fatto caso, non l'ho commentata la notizia di Malagò perché non conoscevo il personaggio. Sto imparando a conoscerlo e è molto male. Ma do il bentornato alla mia community, il benvenuto a chi si affaccia su questo video per la prima volta. Io sono Valerio Fluido, mi piace parlare di calcio e vi invito a iscrivervi al canale se volete qualche notizia quotidiana sul Napoli o sulle altre squadre sull'altro canale. Ma con calma andiamo a fare tutto, spostandoci in questo caso perché su Fantalab noi poi faremo una roba a parte per quanto riguarda gli amanti del cantafalcio. Su Fantalab, che potete scaricare fantalab.it/fluido per una registrazione gratuita, guardate cosa si sono inventati, perché noi andiamo spesso su Sofascore a controllare i calciatori. Cerca calciatore Badiachil. Boom! Abbiamo addirittura l'Hitmap, abbiamo le cose, i punti di forza, i punti deboli. 25 anni, cioè su Fantalab hanno messo anche i 5 importanti campionati europei per fare un po' di confronti tra quelli che sono i calciatori, quelli che possono venire e quelli che non verranno. Purtroppo il ragazzo, da come si vede qui, nell'ultimo anno pochissime presenze nel Chelsea. È stato, lo vediamo da qui, che è stato infortunato nelle prime 5 partite così, poi ha giocata una, ne ha giocata un'altra molto bene con il Liverpool ed è lì che molti tifosi del Chelsea è tornato, perché aveva cominciato bene quando l'hanno preso dal Monaco e poi si è un po' perso tra infortuni. Ho letto che molti tifosi parlavano di perdita di confidenza, cioè di fiducia nei propri mezzi, e poi arriva un altro infortunio, magari qua si sarebbe potuto riprendere, invece un altro infortunio, qui è entrato dalla panchina, qua niente, gioca nella sconfitta con il Leeds e poi a sprazzi poca roba, insomma così. È chiaro che il pensiero va subito a: prendi un giocatore dalla Premier, anche se lì non ha performato, in Italia può giocare in ciabatte. Questa è una cosa che noi teniamo sempre presente a livello di speranza, prendendo i vari esempi che hanno funzionato. Non so, parliamo di Malen, ma possiamo parlare di Anghissà, però sono anche esempi che non hanno funzionato. Vedi Douglas Luiz, per esempio. Nello specifico io ho cercato, sapete, ci sono sempre gli highlights, le skills su YouTube. Cercando il suo nome, il primo video che mi è uscito è i bloopers. Cioè, invece delle cose positive di questo difensore francese, ci sono gli errori, le papere. Ho anche dei momenti, insomma, sfortunati. Magari un autogol, cerca di intervenire in scivolata e se la butta in porta. Oppure, sai, un intervento dove cerca di spazzare il pallone e diventa un assist per gli avversari. Insomma, ve lo dico subito, non mi fa impazzire questo profilo. Dovrebbe, se venisse, dovrebbe venire, riprendere una fiducia incredibile, a indovinare le prime partite, sentirsi una parte importantissima di questa squadra e andare poi su quella scia per migliorare. Perché ad oggi è più che una scommessa, è veramente un'operazione difficile e dobbiamo anche vedere come farla, perché non ci dimentichiamo delle liste. È presto detto, voi qua non fate caso perché qua tengo una serie di speaker, di subwoofer, ma cioè vabbè, aiutatemi voi con un like. Allora, per fare entrare, questa è la situazione attuale che io aggiorno quotidianamente, giorno per giorno. Si parla del rinnovo di Mazzocchi, il che è difficile, poi lo rinnovi per venderlo e invece no, e Mazzocchi alla fine sarà sempre il vice di Lorenzo. Che durante queste 2 settimane di persuasione
rimango tradizionale, ecco, questo vuol dire nei gusti, ecco, ci tengo a fare questa precisazione, però... E si può dividere i minuti con eventualmente uno Spinazzola che, se poi dovessi utilizzare Olivera e Gutierrez come coppia di terzini, Spinazzola potrebbe adattarsi anche a destra, ma tanto Di Lorenzo, se non è infortunato, le gioca tutte lui. Però è difficile poi spostare Mazzocchi fuori lista o venderlo se stai puntando al rinnovo. Quindi questa è la situazione, con tutte le caselle occupate della lista dei 17, con 3 giocatori che resterebbero fuori ad oggi, che sono Buongiorno, perché se l'infortunio, insomma, se dopo l'operazione il recupero è una roba molto seria, e quindi secondo me, e ve lo dico con molto anticipo, Buongiorno potrebbe finire fuori lista fino a gennaio, perché è un giocatore che non ti occupa solamente un posto e non lo puoi utilizzare perché è infortunato. Buongiorno lo possiamo considerare fuori lista, poi a gennaio si ripropone il problema. In questo momento vedo fuori lista Giovane, anche se mi sta piacendo in queste uscite pre-season. In questo momento è fuori lista Lukaku, perché uno dei due, o Lukaku o Lucca. Difficile pensare che entrambi possano rimanere in rosa, potrebbero addirittura, se Manna è bravo a piazzarli, via Lukaku, via Lucca, e ti tieni Giovane come vice Højlund, che può occupare anche altre zone di campo. Quindi ad oggi, per far entrare Badiashile, che è un difensore centrale sinistro che ha dato il meglio di sé in coppia con Thiago Silva, Eukema anche parte da infortunato, quindi credo difficile da vendere, ma non abbastanza infortunato da tenere fuori lista. Marianucci non ti occupa posto, quindi secondo me Marianucci deve restare, ha senso. Quello secondo me più indicato ad uscire, se vuoi prendere questo Badiashile, è Rafa Marin. È l'unica soluzione che mi viene in mente. A meno che, se vuoi tenere anche Rafa Marin, quindi aumenti il numero dei difensori centrali e quindi si paventa la possibilità poi di giocare e di passare a 3 in difesa durante la stagione, il Napoli ha un'altra possibilità, quella di vendere uno dei portieri. Vendi o Milinkovic-Savic o Meret. Se vendi Meret ovviamente si può spostare un Mazzocchi o un Lucca nel vivaio Italia. Vendi Milinkovic-Savic, ti porti Pugliese come terzo portiere e Contini viene promosso come secondo portiere. Questa è la soluzione. Altrimenti, visto che non credo che si venda Rachmani, non si venderà Gutierrez, non si venderanno Gilmour, Lobotka, chissà, non credo. De Bruyne, vediamo. Su De Bruyne vediamo, ma poi se togli De Bruyne devi comprare un altro centrocampista, non puoi fare senza. Per far entrare il francese deve uscire lo spagnolo. In tutto questo, sempre considerando che restano appesi e fuorissimo della lista Lindstrom, Foloruncio, Ngonghe, Shedira e Cajuste in questo momento, con questi qua tra quelli che sono già usciti e quelli che devono uscire, e questi 3 che vanno sistemati. Questo è importantissimo per capirci. Se l'operazione del Napoli è un sto leggendo di prestito oneroso tipo 3 milioni e poi il diritto di riscatto, è una scommessa insomma abbastanza nelle corde del Napoli a livello economico, per mettere un po' di esperienza dietro accanto a Rachmani, se non vuoi mandare subito nella mischia un Rafa Marin che l'esperienza l'ha fatta in Spagna ma che in Italia potrebbe soffrire i diversi ritmi, o un Marianucci che da giovane promettente può essere buttato dentro, o l'adattamento di Olivera, che però dobbiamo comunque aspettare che arrivi a Castel di Sangro e cominci a lavorare su questa linea a 4, perché la linea a 4 con Olivera centrale l'abbiamo visto con Conte, lo abbiamo visto con Bielsa, con Allegri potrebbe essere un'altra cosa e bisogna sicuramente lavorarci, non è immediato. In altre notizie, in altre news, ci fanno sapere che il contatto che c'era tra Verona e Napoli per Shedira sia saltato, non si è trovato un accordo per la cessione e quindi dobbiamo trovargli un'altra squadra. E opinione mia personale, se mi rendo conto che insomma un Thiago Gabriel ti costa poi, se le richieste del Lecce vanno oltre i 20 milioni, io mi rendo conto che il Napoli non voglia spendere quel tipo di cifra per un giovane che la sua utilità ce l'ha nel non avere posto in lista, nel senso che te lo puoi prendere tranquillamente, però hai già un Marianucci come profilo giovane che gioca in quella posizione, quindi avrebbe senso secondo me più del francese e molto più di Gatti, perché Pedulà continua a parlare di gatti, di cani. Sembra quasi che stai
Poco. Allora, e di tutte queste cose qua che non hanno alcun senso logico, ma a quel punto devi prendere devi prendere una decisione, perché cominciare la stagione senza Beukema, che dice che quasi sicuramente le prime 3 partite le salta, senza Buongiorno, affidandoti a Olivera, parole di manna, come punto di riferimento prima o durante o contemporaneamente a Rafa Marin, diventa un pochino, non si comincerebbe proprio con il piede giusto, ecco. Leghiamo questo discorso dei difensori giovani, Thiago Gabriel, Marianucci, a un altro difensore giovane che era stato accostato al Napoli, che è Comuzzo, che è finito al Torino. E allora io vi rimando a Calcio Fluido. Oggi c'ho un po' di tempo per fare un altro video, che vediamo se esce più tardi stasera o direttamente domani mattina, dove facciamo un'analisi dei nuovi acquisti che sono arrivati. Castro che va alla Roma, Dobbik che va al Bologna, Comuzzo che va al Torino e Stones che va all'Inter. E anche là c'è un giocatore che un po' in là con gli anni, un pochino di infortuni, però se voi chiudete gli occhi e state facendo un'asta ed esce il nome random Stones, voi un credito, 2 crediti, 3 crediti ce li mettete oppure no? Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi rimando dall'altra parte, potete lasciare un like e ricordate che se volete abbonarvi a questo canale il primo mese secondo YouTube è gratis, provate!